Appuntamenti in agenda per domenica 18 febbraio. A Seste Levante dalle 9 alle 19 torna la manifestazione Sbarazzo. Saranno numerose le attività nel centro storico che presenteranno le proprie proposte scontate. A Chiavari è aperto il Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto, l'orario di visita dalle 10 alle 12. Corteo per chiedere la fine del conflitto in Palestina. A Seste Levante il ritrovo sarà alle 14.30 in piazza Pertini, alle 16 gli interventi finali in piazza Matteotti. Per il primo appuntamento della Casa del Pensiero, alle 15.30 Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, ci sarà l'incontro con il giornalista Tony Capuozzo che parlerà del tema l'odio nella quotidianità e nei social. Al Teatro Comunale di Monleone di Cicagna sarà portata in scena la Cavalleria Rusticana con musiche di Pietro Mascagni, regia di Nadia Solari. Si esibirà il Genova Vocal Consort accompagnato dall'Orchestra dei Fiati della città di Lavagna, l'inizio alle 16. Ultimo appuntamento di Scrivere una fiaba 2024, la serie di webinar gratuiti dedicati alla letteratura per l'infanzia, promossi dal premio Andersen Baia delle favole di Seste Levante. Alle 17 Isabella Felline, scrittrice italo-svizzera, insegnerà a scrivere un racconto. Il link per l'iscrizione è disponibile sul sito www.andersen.it. Appuntamenti in agenda per lunedì 19 febbraio. A Santa Margherita Ligure viene inaugurato il nuovo centro federale territoriale del settore giovanile della Federazione Italiana Gioco Calcio. Alle 15 il taglio del nastro e la presentazione tecnica del progetto al Campo Broccardi. A Savona alle 15.30 nella Sala Tigua alla chiesa di San Raffaele al Porto la relazione di Maurizio Tarrini, docente del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, sulla musica nella cattedrale di Savona, organi, organisti e maestri di cappella dal XIV al XX secolo. Alle 17.15 poi la visita guidata all'organo Piccaluga della Cappella Sistina. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16.15 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari i docenti Vagge e Brunetti terranno una lezione di medicina sul tema medicina d'urgenza e pronto soccorso a confronto. Alle 17 nella sede del gruppo Genova del Centro Alcolisti Anonimi di Via Foscolo si terrà la riunione aperta. Nell'ambito della rassegna Il Cinema Ritrovato, al Cinema Ariston di Genova sarà proiettata alle 18.45 e alle 21 la penultima pellicola del regista francese François Truffaut, La signora della porta accanto, versione originale francese con sottotitoli in italiano.